Severino Dalbò, presidente della Confartigianato, bellissima iniziativa, presidente. Mettere insieme il pericolo sul lavoro con un po' di come si può, ilarità da parte degli ospiti che avete invitato, per me è una bella cosa. Sicuramente trattare il tema della sicurezza con questo format innovativo ed alternativo credo che sia una cosa che coinvolga molto tutti quanti, i lavoratori e non. I Papu riusciranno questa sera a fare uno spettacolo tutto da ridere, parlando di cose assolutamente serissime, quali le problematiche che ci sono negli ambienti di lavoro riguardanti la sicurezza, ma non solo, nella nostra quotidianità, in casa, nella strada, a scuola e così via. Ho visto che voi avete guardato a 360 gradi sugli operatori dell'industria, dell'artigianato, della ristorazione. Avete pensato un po' a tutto. Il service che facciamo per le imprese durante la nostra attività quotidiana è volta soprattutto alla prevenzione e alla formazione per far sì che la sicurezza sia sempre di più un tema sentito non solo negli ambienti di lavoro ma anche fuori dall'ambiente di lavoro. Quindi deve secondo noi cambiare quello che è l'atteggiamento della sicurezza, l'atteggiamento culturale, non più un atteggiamento verso il rispetto di una normativa, verso l'attenzione per la multa, verso l'attenzione per un controllo che deve arrivare, ma un atteggiamento costante che serva a far star meglio tutti quanti. I dati, tra l'altro, in provincia di Treviso sono molto importanti, nel senso che negli ultimi 12 mesi la provincia di Treviso in Veneto è la provincia che ha avuto meno incidenti sugli ambienti di lavoro, e questo è sicuramente dovuto all'azione degli enti, delle istituzioni proposte, ma anche di chi cerca di formare, come appunto Confartigianato, i nostri collaboratori nelle nostre imprese. Serata speciale a Conegliano, siamo riusciti a coniugare la sicurezza con i Papu. Ciao ragazzi. Ciao, bene, ciao, bene, ciao. bene. È di qua. È di qua. Il pubblico diligente sta dicendo che l'intervista è di qua. Ci hanno avvisati che Vedi, la telecamera era di qua. A me fa piacere avervi qui come ospiti, artigianato, Sì. no? E i Papu. Cosa c'entra? La sicurezza e voi che la... Che sembriamo al contrario, No, l'opposto. noi siamo artigiani. Non siamo più che artisti, siamo proprio artigiani. Prendiamo la materia Noi e prendiamo la manipoliamo. la manipoliamo, la trasformiamo, Materia artistica. e la rendiamo comprensibile. E uno di questi argomenti è proprio la salute e sicurezza, il fatto di rendere comprensibile a tutti. Da un po' ci appassiona Sì. questa cosa, perché insomma è capitato per caso e poi abbiamo capito che insomma la cosa poteva essere stimolante. Per noi abbiamo fatto parecchi video. Sì. Una serie per Confartigianato Treviso, tra Sì, l'altro. sì. Quindi Siamo gli qui artigiani sono a importanti fare per il noi. live. perché Live per abbiamo cercare un- di parlare di sicurezza anche dal vivo, a cercando tutti, perché a casa, a tutti, è vero. casa c'è un problema. A casa ci si fa Io lo so, male, io lo so. si fa male, si muore molto di più che al lavoro. Non si può fare formazione No. a casa, A casa. cioè non si può. Si dovrebbe. Sì, perché però noi il concetto con è gli stare spe- attenti, stare Bravo. attenti sempre nella vita. E noi ci perché- proviamo. Potremmo andare avanti ancora mezz'ora così, ma poi il pubblico cosa sì, succede? sì, Qualcuno- perché No, c'è il gente pubblico- che si E allora- imbizzarrisce. e allora, Mormora. ragazzi, grazie Mormora. per l'intervista. Gente mormora. Gente mormora e vi lascio liberi, andate sul palco. È bello Grazie, qua, però starei grazie. ancora ore. Sì, però non- io bivaccherei, è che non si può. Non si può, c'è Non il si divieto può, di c'è il bivacco. divieto di Anche bivacco. che Stefani potrebbe stare qui con noi. Grazie, È là. saluta. Avete Ciao. bevuto? Sì. No, ci ha dato lui una bevanda locale, una bevanda Bene, locale. buon lavoro ragazzi. Grazie, Grazie, ciao. alla prossima. Ciao. Deve esserci l'emergenza, Allora, la situazione. quando nel caso insomma, si va nelle uscite d'emergenza, che in questo caso sono transennate, Bisogna, perché non so c'è se una si- legge, non non si so può se più sia tanto. scappare così, bisogna scappare Allora, dove si va nel punto di ritrovo che è che è non si sa.
Solitamente Noi per esperienza sappiamo che è un cipresso. Sotto il cipresso. Uno si trova, scampa il pericolo ma sotto il cipresso, che è una brutta roba. è già una premonizione, Esatto, sì. È uno dei punti critici italiani, un po' del mondo. Perché si cade dall'alto? E perché cadere per insulto? È matematica, Perché c'è la mela di Newton, che molli la mela e la leva giù. La mela. Perché non si è legati? Fine del discorso. Fine del discorso. Perché? Non Tenga le mani alzate, mani in alto. Scusi. Mette in questa sacchetta qua. Apra la cassella. E metti su le mani su. Le mani su. Allora, amico mani in alto, subito giù. Allora, se vuole abbassarle le fa tenendole alzate. non c'è una cassella. Non c'è la cassella. No, cioè per aprire la cassella devo entrare nell'home page del sito, nell'area riservata, inserire tutte le credenziali. Tutte queste robe qua. È un meccanismo Per 4 skate. antirapina, un Ma meccanismo robe antirapina. robe amate, Proprio per dissuadere quelli come lei. Dissuadere o dissuadere, dai. Mi deve dare un minuto, Perché? Cosa è perché successo? mi è scaduta la password. Come è scaduta la Mi pasta? scade, per motivi di sicurezza, mi scade ogni giorno verso le... Ma dai, su, Nove ma che mezza, ragione? 9:30. Ma per favore, Credo. ma cos'è sta roba, Credo. dai? 9:30. Ma più o metta meno. dentro. Il casco protegge la parte più importante del nostro corpo. Lo volete capire o no? Ah sì? E come vado in giro col casco qua? Dai, ma smettiamola, dai, forza. Ma aspettiamo la cosa che se che parte un colpo di striscia dopo mi sviene. Mi dia sto casco che non sia finita. Guardi, basta. ne ho di tutti i tipi. Non può più, vista l'età, prendere 25 kg. Mi chiede, per piacere, mi metta la moneta, un fiore Sì, di là. e quindi esco dalla banca così, arrivederci. E vado in giro. Bravo, e la pistola? Se vado in giro con la sacchetta così. Qua l'aspettavo, qua l'aspettavo. Bravo. E io le propongo il nostro ultimo modello di carrettino. Lei mi fa la rapina e mi mette tutta la roba qua. E così mi scarica il peso non sulla colonna vertebrale, ma sulle ruote. Senta, può tornare lunedì mattina? Alle 8:20 è il primo che faccio, il primo Ma cliente prima lo faccio cosa, io. cosa faccio? Le rapine sull'appuntamento, ma per posso favore, aprire, non posso ma un po' aprire di la cassa. dignità, un po' di quello che si Non dice. posso aprire la cassa. Ma dai, Non dai, si- defalca da Sono quello. 4... no. Me lo defalca da quello che mi Eh no, doveva- ma non posso darle niente ancora. Beh. Sono da pagare in contanti, sono 450 in totale. 450 euro. Se non le serve fattura sarebbero oltre 600, 4,50 in nero. Quattro robe, Sono 7 colli. Sì, ma scusi, 7 colli, 450 euro. Adesso non voglio dire, ma questa è una rapina.